Sono già alcune centinaia le firme raccolte in poche ore per chiedere un miglioramento dei servizi sanitari al Lido di Venezia. L'obiettivo dei promotori è quello di far sottoscrivere ai cittadini una petizione che poi verrà inviata in Regione Veneto, che ha la competenza della programmazione sanitaria sul territorio. Prima uscita oggi, dopo 2 tragedie, con un gazebo in piazzetta Repanto a 2 passi dal Gran Viale, dopo la morte della piccola Elettra Friselli di appena 18 mesi, che segue a quella del bambino Mattia Coada di 8 anni, si chiede che in particolare d'estate, quando aumenta la popolazione in isola, anche per l'apertura delle spiagge, ci sia una maggiore tutela sanitaria. 2 punti inseriti nel documento. Primo, attivare al Lido un vero e proprio pronto soccorso e non un semplice punto di primo intervento sanitario, l'ex ospedale al mare, e poi la presenza fissa dell'elicottero del SUEN 118 di base all'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò, che ha già offerto la propria disponibilità. Si può aderire all'appello firmando in molti negozi ed esercizi pubblici sia al Lido che a Pellestrina.